Eccoci con mister Vittore, Giuseppe, 85 minuti senza buttarla dentro e poi abbiamo rischiato di finire la partita per 3-0. Due legni, però insomma anche oggi non voleva entrare, ha aspettato di entrare, poi finalmente insomma il gol liberatorio su un rigore nettissimo che ha un po' insomma rasserenato un po' tutti. Che lettura dà? Sì, chiaramente penso che sia stata fatta una partita a senso unico, anche perché nel secondo tempo addirittura il nostro portiere non credo che abbia mai fatto una mezza parata, non mi sembra di no, forse su una punizione che è un tiro innocuo, quindi a mio avviso la squadra meritava di vincere, che poi è venuta fuori un'azione così, poi alla fine potevamo fare il terzo gol anche. Devo fare i complimenti alla squadra per l'impegno, si sono impegnati tutti, hanno lottato e sono contento che alcuni giocatori che da un po' di tempo non giocavano hanno dato il loro contributo importante. Sì, andando proprio su questo abbiamo visto una novità in campo, l'ha pensata e studiata in settimana o è stata anche un po' una costrizione? No, io sì, non mi metto a inventare niente. Ci ho pensato durante la settimana e come ho pensato di poter utilizzare Miolli nell'ultimo quarto d'ora di fronte a Della Bianca. Era una cosa che avevo pensato in settimana perché qualche anno fa avevo un giocatore che aveva quelle caratteristiche là, parlando con lui ha accettato e tutto sommato è stata una scelta giusta. Sì, oggi è la nona di campionato, ormai abbiamo fatto ampiamente il giro di boa del girone d'andata e si può già anche capire un po' sia le nostre potenzialità ma soprattutto chi sono anche gli avversari da battere, se possono fare delle considerazioni. Da questo punto di vista qua, che idea si è fatta del campionato? Che anche le squadre tra virgolette considerate di media qualità bisogna farla la partita, cioè perché qua sarà sempre dura. Noi stando davanti a tutti è chiaro che vengono e ci mettono tutto l'impegno possibile, quindi noi dobbiamo fare sempre qualcosa in più. A dimostrazione di queste sue parole, insomma, oggi per esempio il Concordia, che era ultimo in classifica, insomma, ha fatto un partitone a Oderzo e ha vinto la partita. Insomma, sabato scorso si sono impegnati con noi e quindi sì, è giusto che si impegnino anche con gli altri. Come vogliamo chiudere? Perché abbiamo domenica prossima il 90, che anche quella lì insomma è di poco dietro a noi, insomma sì. Sarà un'altra battaglia. Sarà un'altra battaglia, però secondo me noi abbiamo bisogno di queste motivazioni qua, abbiamo bisogno di affrontare, di sapere anche che di fronte c'è un bel avversario che ce la possiamo giocare. Bene, allora a tutti appuntamento a domenica a chi vuole seguirci in trasferta. Grazie mister. Grazie a voi.